le idee. Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. A voi la linea. E buonasera, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Libertà direttamente dal 22 novembre del 1975 in quel di Lubiana, quindi anche andare in quel tempo, andare a fare i concerti in certe zone del mondo, c'era solamente lui, il nostro mitico Frank Zappa con questo pezzo Honey, don't you want a man like Honey, don't you want a man like me? Che bella pronuncia che ho, non riuscivo a dirla così velocemente. Un pezzone di Frank Zappa, un live abbastanza psicopatico, fatemi dire, di solito uno dei più strani live che ho sentito, questo pezzo di Frank Zappa, in verità, anche abbastanza con un sound e con quasi sembrava quasi un bootleg, insomma, sono quei pezzi presi un po' da registrazioni pirata, ma non è così, e l'ha scelto un amico, un carissimo amico che è qua con me. Io non so se sapete chi è, quell'uomo che c'è tutte le sere, tutti i pomeriggi e vi scassa i gambasisi con la sua trasmissione. È lui e non è lui, è il mitico, grandissimo, inesorabile Antonino Danna. Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Chilometro Zoom, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 972 di oggi, venerdì 4 di aprile, l'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete la rassegna stampa di Semivarin, poi ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, videopillole e molto altro ancora. Coordinate a cui incrociamo, telefono aperto 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp, oppure 029294 7222 se volete telefonare ed essere in diretta con noi, Sava Sandir. Caro Lorenzo. Caro amico mio, intanto un'osservazione musicale, riesci Sì. sempre a stupirmi trovando questi pezzi, diciamo,
così non consoni. Di solito, fra parentesi, un pezzo che io non ho mai sentito in un album di Frank Zappa, questo pezzo dal nome, e lo dico bene questa volta, no, non lo dico, Honey, don't you want a man like me? Non mi riesce proprio in velocità a dirlo, come Margherita, se ci stai ascoltando, se ci stai ascoltando, batti un colpo, tu che sei il cinese e sei insegnante di inglese, che vedi, vedi come il DNA può essere diverso in due organismi che dovrebbero, perché in teoria è sempre tutto da constatare, dovrebbero essere fratelli. E quindi uno ha preso questa propensione per lingue e uno invece ha questo, gli diventa una sorta di scioglilingua. No, detto questo, un pezzo che è da sentire in Zappa nel live in New York, che diciamo è meraviglioso, fatto così è un po' stranello, però devo dire la verità che tu mi sei quasi dell'intenditore, sempre live veramente, veramente particolare. Detto questo, oggi, venerdì 4 aprile alle 17:43, di cosa parleremo? Non possiamo non parlare di quello che sta succedendo nel mondo. Fra parentesi, fammi dire una cosa, sì. io non so se avremo ospiti oggi perché tanti amici ci devono rispondere. È un momento abbastanza concitato perché in Lega naturalmente abbiamo i congressi che cominciano domani, il congresso a Firenze, in quel di Firenze, quindi saranno 2 giorni di congressi, naturalmente domenica la giornata delle votazioni, una giornata importante, ma anche sabato la giornata di discussione, la discussione è il cuore dei congressi, quindi avevamo poca disponibilità degli esponenti politici della Lega, ma devo dire la verità che anche Vinitaly o comunque tante altre manifestazioni in giro per l'Italia ci hanno un po' drenato gli ospiti oggi. Però gli argomenti sono tanti, amico mio, sono tanti perché andiamo dal tema Daz. Per parentesi, ti faccio un complimento. Guarda, io sono uno di quelli che di solito mi sento un po' come Cainarca, un po' come Max del Papa. Io sono di quelli che alla Meloni non gliele perdono, perché soprattutto avendola avuta in opposizione dicevo, guardavo, dicevo, è facile fare opposizione quando governi. Invece devo dire la verità, a parte cavarsela molto bene su tante questioni fino adesso, però sulla questione dei dazi mi è piaciuta l'uscita che ha avuto in questi giorni nella serie State calmi, ora cerchiamo di risolvere le cose, e non ha questa frenesia nella risposta agli Stati Uniti, nella corsa al contrasto geopolitico, dice Guantanamaglia, come si dice a bordo, da me si dice così, l'ho preso dai Guantanamaglia, aspetta un attimo, ferma, voce ferme, ma entusiasmato, si è comportata un po' da leader, da comandante, in che senso, ragazzi, calma, sangue freddo, ragioniamo cosa conviene di più, è inutile buttarla in bagarre, tanto se la butti in bagarre con gli Stati Uniti non è che proprio ti sei scelto il bulletto della classe, che diciamo è quello che è col giubbotto di pelle ma è alto 1,5 metri, questo qua è un gigante col giubbotto di pelle di 5,5 metri, quello è il problema. Sbaglio, Antonino mio? No, assolutamente no, e mi ritrovo d'accordo con le tue osservazioni, caro Lorenzo, anche perché quando ci si trova a competere con un interlocutore del genere devi stare anche molto attento. Questo è un tema, tra l'altro, che io ho discusso con Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Veneto, nel faccia a faccia che andrà in onda alle 18:35. D'accordo, il cliente è bello grosso, il cliente ci sta girando le spalle, però attenzione, guardate che i mercati dove andare a giocare per adesso sono molto ristretti e questo è un grosso problema per tutte le imprese. Prendo ad esempio quelle del Veneto, perché il Veneto è una piccola potenza economica dentro l'Italia, ma è evidente che se un signore come appunto il presidente di Confartigianato Imprese Veneto mi dice occorre riaprire verso la Russia perché può essere un grosso momento di sbocco, altrimenti il nostro made in Italy diventa made invenduto, visti i dazi trampiani, allora qui il discorso è da prendere molto 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 sul serio. Qui la situazione ormai, le chiacchiere stanno a zero.
E allora o si apre verso nuovi mercati, che di per sé non è nemmeno una cattiva idea, attenzione, ma dall'altro lato bisogna salvaguardare i rapporti con lo zio Sam. Giorgia ha saputo, bene o male, trattare con Trump, soprattutto ha capito che l'uomo ha bisogno di sentirsi glorificato nella sua vanagloria. Per cui io credo che lei saprà come indurlo ad allentare i dazi e soprattutto come permettergli di avere un occhio di riguardo per la nostra, per noi, per le nostre Ma produzioni e guarda, molto altro ancora. però ti posso dire, un occhio di riguardo, Mm. secondo me, dobbiamo fare sempre i conti, semmai sembriamo quelli che promuovevano la globalizzazione perché doveva farci diventare tutti più ricchi, tanto si sono arricchiti loro e ci hanno impoverito noi. Quindi è sempre interesse. E un leader politico, un leader come Trump deve fare gli interessi suoi e del mondo occidentale, ma soprattutto quelli dell'America. Quindi parliamo per Beh, interessi. certo. Quindi dobbiamo cercare di ragionare sul fatto che interessi loro sono anche interessi nostri. Questo è il concetto di base. E seconda cosa, lì io non è che do ragione a Trump, ma Trump si è trovato, dopo tutta questa bella, mielosa sequela di anni in cui veniva la globalizzazione citata come fosse una panacea per tutti i mali, dove i paesi occidentali praticamente noi dovevamo sederci sul divano, guardare la televisione e avere altri popoli, fra parentesi, una cosa veramente di un classismo terrificante, che lavoravano a posto nostro e noi incameravamo le palanche senza fare più, come si dice in gergo ligure, un belino. Detto questo, ci siamo accorti che invece il mondo del lavoro si è spostato, la ricchezza si è spostata dove c'è il lavoro e Trump si è trovato a governare un paese che piano piano, lentamente si è deindustrializzato, no? E adesso fa correre i ripari con delle misure che sono sconcertanti e che sono dirompenti, perché si vanno, come si è andato a fare per tante cose, a minare il libero mercato, le cose che noi consideriamo come fossero sulla tavola della Bibbia, e quindi tutti sono sgomentati, ma lui fa un'operazione che magari è un'operazione dimostrativa, magari si assisterà a dei livelli inferiori, ma presumibilmente dice: io voglio ritornare a portare il lavoro nel mio paese, voglio produrre nel mio paese, voglio avere l'industria nel mio paese, non voglio diventare un paese di consumatori e basta, perché un paese di consumatori muori da consumatore. Io non sono un grande economista, ma faccio i conti della serva, quindi se il lavoro non ce l'hai più, la gente si impoverisce e ti ritrovi ad avere un paese deindustrializzato. Pensavano forse che bastasse essere la prima potenza militare del mondo, ma devi essere anche una potenza economica per poter andare avanti. E forse gli Stati Uniti hanno fatto questo conteggio con la globalizzazione che, devo dire la verità, ha avuto la peggio. Detto questo, secondo me non è che si può pensare al buon cuore, cioè, è finito quel momento lì. Bisogna essere furbi noi a chiudere e essere un paese che produce, un paese che ritrova, fammi dire, un po' di orgoglio nel fatto che sa fare bene le cose, e quando sai fare bene le cose, alla fine dei conti e lavori, non ci sono cazzi, caro amico mio. Puoi avere i dazi, puoi avere quelle cose, ma lavori. E se lavori, cavolo, non ti preoccupare che le cose poi ti devono sceglierti per forza, perché sei l'unico interlocutore. Quindi un po' di orgoglio, senza dover sempre andare a baciare l'anello e dire speriamo che Trump ci tolga i dazi, o no, lo rispondiamo dall'altra parte. Rimocchiamoci un po' le manichette, che sappiamo capaci noi italiani, che se quando produciamo non ce l'abbiamo per nessuno e sappiamo fare roba buona. Che la roba buona, noi saremo quantitativi, magari no, ma sulla qualità, e l'automotive di Antonino Danna ne è una dimostrazione, del mondo di Antonino Danna, del sabato mattina di Antonino Danna. Quindi io non sono per cianse, come si dice dalle mie parti, e per andare a dire dobbiamo preoccupare che quando lavori bene non c'è nessuno, non c'è per nessuno. Poi stai leader, naturalmente chiudere gli accordi, cercare di mettere le aziende, però basta sempre a dover andare o dietro una parte o dietro dall'altra. Io invece ti dico, muoversi in maniera scomposta come singolo Stato può anche essere. Io ci credo invece che l'Europa debba muoversi in maniera all'unisono, però un'Europa di persone che fanno interessi europei, non perché io mi devo muovere per gli interessi tedeschi. È quello che non mi piace, capisci? Cioè, io sono contento, io mi sarei contento di una bella Europa, poi basta fare il monologo, l'abbiamo fatto già la scorsa puntata, perché a me piace tanto l'idea di un'Europa che si muove per gli interessi europei. Mi piacerebbe una PAC che prevede, ad esempio,
delle misure complementari, non produco una cosa io, la produci te, sarebbe meraviglioso un paese di questo tipo. Però per adesso noi facciamo le guerre economiche e mettiamo i dazi per l'interesse di alcuni paesi dell'Europa. E a me non mi sta bene così. Sì, ma guarda, io sono pienamente d'accordo con quello che dici tu. Resta il fatto che appunto su questo, guarda, stamattina su Italia Oggi Luigi Chiarello ha scritto, il nostro amico Luigi Chiarello, che salutiamo, ha scritto delle parole illuminanti. È la fine della globalizzazione. È finita, non ce n'è più. Non solo è la fine della globalizzazione, ma c'è anche un'America che torna a vecchie idee anche degli anni 50, tipo il maccartismo, tipo questo uso anche dell'economia come strumento per colpire altri paesi, che naturaliter postulano un'America che sceglie l'isolazionismo, sceglie di produrre, sceglie di esportare, di vendere, di invadere il mondo con i suoi prodotti. Perché? Perché quando l'economia tira e gira è chiaro che ci abbiamo tutti da guadagnare. Ora, l'individuo lo conosciamo, l'individuo non è Madre Teresa di Calcutta, non è un benefattore, è uno che ha un ego che definire grande quanto il pianeta Marte è il minimo, per cui però è anche vero che l'uomo è un immobiliarista di New York. E non lo dico per offenderlo, ma lo dico per dire che l'uomo è sempre pronto a una mediazione, è sempre pronto a fare accordi commerciali. Business is business. Lasciate stare le parole, come si esprime, come parla. Quello deve parlare anche a tutta la sua base, che è tutta quella parte d'America dimenticata, perché molti di noi sono convinti che accendono la televisione la sera, vedono i soliti noti che parlano da New York e gli pare che l'America sia New York. A parte il fatto che a me New York sta anche abbastanza antipatica come città, perché è veramente una città stereotipata, è buona proprio per i radical chic di sinistra e quelli che vanno alle feste dei radical chic negli appartamenti di lusso su Central Park, ma l'America non è affatto New York. L'America, voi dovete pensare, ha una grande pianura in fondo, alle spalle di New York, fino ad arrivare alle montagne rocciose, e poi si scende giù verso la California, ed è un'enorme pianura nella quale molto spesso c'è un'umanità che non solo non ha voce, ma che è stata addirittura odiata, se non derisa, dalle elite progressiste. Questa è la verità. E questa umanità l'ha subita la globalizzazione. Prendete Vance, J.D. Vance, sì, oggi è ricco, oggi si può permettere il miglior benessere, tutto quello che volete, ma J.D. Vance è in fondo il nipote di quella che è la Rust Belt, cioè tutta quella fascia d'America dove c'erano le fabbriche, ma le fabbriche sono state distrutte negli ultimi 30 anni Amico da un mio, mondo cambiato e lui è la voce di questa gente. È così Trump. Dimmi. Antonino, ma io te lo dico, guarda, faccio i conti, poi parlerà Borghi e mi inchino alla saggezza del senatore Borghi, parlerà il professor Bagnai, senatore deputato, adesso è senatore, non mi ricordo se adesso è deputato, è però per deputato. noi è sempre il professor Borghi, professor Bagnai. Professor Bagnai, tanto di cappello, amici carissimi, ma soprattutto persone da cui attingere emozioni. Ma io faccio i conti della serra e ve lo dico Sì. da amico, da comune pescatore. Io inizio, dopo essermi laureato, avendo fatto un po' di ricerca, torno nel mondo della pesca e comincio a capire, vedo un sacco di regole per la nostra pesca, vedo un sacco di regolamenti, vedo la comunità europea che vedo un bacino mediterraneo dove pescano gli altri e non rispettano le mie regole, vedo i prodotti, mi ricorderò sempre quel momento, c'è anche una trasmissione, potete andarvela a cercare su YouTube dove parlo alla gabbia, c'era ancora la gabbia sulla 7, dove mi intervistano sulla questione del bianchetto, pesca che naturalmente 9 lame da sardina, quindi da gestire, ma io criticavo il fatto che si era chiusa una pesca che storicamente era esistente sul nostro territorio e il giorno dopo il commercio aveva mandato il pesce ghiaccio che arrivava dalle acque salmastre cinesi. E dicevo, ma le regole di questo pesce che viene pescato, non si sa come viene pescato, in che mare viene pescato,
come viene importato in blocchi congelati, e veniva venduto sul mercato italiano come bianchetto, anche facendo naturalmente dell'illecito, perché il nome commerciale non poteva essere utilizzato. E qua erano gli scricoli già di un povero pescatore che diceva: ma io devo rispettare una serie di regole, devo fare una serie di cose, pago una serie di tasse, e poi nel mio stesso mercato all'ingrosso arriva questo prodotto. E io dicevo: ma punto interrogativo, perché? E questo diciamo che è una parte. Poi l'altra, da acquirente, da consumatore, vado dal mio fornitore, io naturalmente avendo un'azienda poi vai a comprare nei ferramenti all'ingrosso, e mi ricorderò sempre nei primi anni 2000 quando i miei amici dicevano: beh, adesso stiamo comprando questi prodotti, vedi questo guanti in lattice, te li posso mettere un quarto di quel prezzo. Io poi naturalmente di qua e di là ho guadagnato un sacco di soldi, per questi prodotti venivano comprati da paesi che naturalmente prima magari non arrivavano, no? Quindi con dei prezzi molto più bassi. Ed erano contenti. Adesso tanti, ho sposto le mie produzioni anche di porto, le sposto in questi paesi di sviluppo. A parte che hanno imparato, e poi ci hanno quasi cacciato da paesi come la Cina, perché le abbiamo dato il know-how per certi tipi di aziende, e poi se li sono prodotti loro, li hanno prodotti magari risicando sul materiale e guadagnando anche di più rispetto a quello che... Ma poi cos'è il risultato? Che tu hai deindustrializzato un paese, non produci lì, e tu commerciante che vendi, caro amico mio, che era mio amico all'epoca, mi guardò negli occhi e mi disse dopo anni: hai ragione, perché poi si vede ad esempio chiudere tutti i cantieri a cui vendeva lui la stessa roba, perché se tu guadagni vendendo della roba che non producono nel tuo paese, del lavoro ad altri paesi, è naturale che poi ti manca a chi vendere il prodotto, perché non c'è più chi acquista le barche, si impoverisce il tessuto sociale, e tu che eri lì, che hai guadagnato, hai gongolato magari per anni perché hai sfruttato la globalizzazione, poi quindi la globalizzazione ti ha dato il frutto dolce all'inizio, perché ti dava la possibilità di guadagnare bene comprando la roba che veniva dall'altra parte del mondo e facendola pagare magari sul mercato occidentale con un rincaro abbastanza consistente. Ma adesso ne paghi il sapore amaro di tutto questo, la contromoneta, il controaltare. Esatto, è proprio così. Per cui non c'è molto altro da aggiungere davanti a tutto questo. Noi ci siamo illusi, ci siamo cullati, ci hanno raccontato che oltre a questo avremmo anche con l'euro lavorato un giorno in meno e guadagnato come se avessimo lavorato, come se avremmo lavorato in un giorno in più, tutte queste puttanate che ci hanno raccontato. Quello poi che diceva quella roba lì sull'euro, addirittura oggi se poco provi a fargli una critica diventa, diciamo così, poco cordiale. Io c'ho i capelli lunghi, c'ho i capelli lunghi, quindi devo stare attento a che mi tiri anche a me. Devi stare molto attento, perché questa è la realtà, Quindi fai molta attenzione. Lì posso fare una chiosa, sono le 18 e poi lasciamo la linea. Lì bastava veramente. A volte le persone puoi venirti magari essere anche un momento sbagliato della tua vita, non è giustificabile, ma sarebbe stato, diciamo, almeno comprensibile uno scusate, ho sbagliato, ho avuto un momento anche un mazzo di fiori non sarebbe mazzo di fiori, scusa, ammettere le proprie colpe. Dice: guarda, ho fatto un gesto deplorevole, è stato proprio una cosa che mi ha messo le mani nel sangue, ho fatto questa cosa qua, è ingiustificabile, però vi chiedo scusa, e gli davi un mazzo di fiori. Ovviamente avrebbe fatto un figurone. Invece negare questa cosa anche da parte di tanti esponenti di sinistra ha fatto veramente una parola: schifo. Sono le 18.01, la linea al nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti per Liberamente. Ci sentiamo tra poco. Avete ascoltato Chilometro Zero. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Il 5 e 6 aprile, nella fortezza da basso di